Carissimi amici e carissimi amici di Niceto TV Web, quest'oggi al Museo del Calcio Siciliano abbiamo un ospite illustre che fa onore al museo ed è mister Giacomo Modica, allenatore del Messina. Lino, una grande emozione. Sono contentissimo, sono contento, lo aspettavo da 4 anni. Dalla prima esperienza al appena ho Messina. aperto il museo, il primo ospite doveva venire Giacomo Modica. Però chi la dura la vince, e quindi è passato qualche anno, però Vabbè, non ci mister prende. Modica è qua. Sono contento e orgoglioso di averlo accanto a me. Mister, un tuffo nel passato nel museo. Ma io sto rimanendo basito in termini positivi perché Nino ha costruito un arsenale di bellezza ed è una gioia immensa sapere che lui possa avere tanti amici e tante persone che sono accanto a lui affinché lui possa continuare ancora a coltivare questo desiderio, questo sogno di incrementare quelle che sono la bellezza del calcio italiano. E qua nel museo c'erano anche delle fotografie di Giacomo Modica ai tempi del Messina, che Nino faceva vedere a tutti e diceva Modica deve venire qua. Quindi È delicata pure. Ma lo ringrazio, era da tanto tempo e mi dispiace di aver perso questo tempo, ma l'importante meglio tardi che è mai. Sì. Sono lusingato e fiero di essere accanto a Nino perché è veramente una persona speciale. un appassionato di calcio. Sì. Sì. Ma Nino, passione da tu bambino. stai regalando la targa Sì, del museo. Sì, l'avevo conservata, non è che pure non prendeva colore più. Grazie. Nino. Però mister Modica non è venuto a mani vuote. No, Qua richiama ancora di più un pallone firmato da tutti i calciatori del Messina e una maglietta del Messina. Questa qua. È un gagliardetto. È un gagliardetto del Messina. maglietta, la bianco scudata, un gagliardetto autografato con dedica di mister Giacomo Modica. Mister, non le facciamo perdere più tempo. Solo una domanda: dove può arrivare il Messina quest'anno? Finora io vado sempre in curva e ci stiamo divertendo. Obiettivamente erano anni che non ci divertivamo così. Ma questo mi fa molto piacere, solo che ancora dobbiamo cercare di raccattare quei famosi punti che ci consentano di avere trovato quella dimensione di partenza che era il nostro obiettivo, la salvezza. Ed è stato un peccato perché domenica avevamo avuto l'opportunità di fare qualcosa di importante per vivere un sogno che potesse andare oltre la salvezza. Però pazienza, il calcio è questo, andiamo avanti. Sono episodi, ha tolto un episodio Sì, cambia la partita. o una decisione arbitrale, però non entriamo in questo argomento. Però devo dire obiettivamente ci stiamo divertendo e i riscontri erano importante, è le 8 importante. di quasi 7.000 persone che erano al campo presenti. Questa è stata la risposta più bella e speriamo che non sia stata solamente un fuoco di paglia, anche se mancano ancora solamente 2 partite in casa, quindi con la speranza di sapere che abbiamo avuto un grande pubblico e possiamo contarci ancora in queste 2 partite. E che nonostante la sconfitta la squadra e il mister sono usciti fra gli appassi e questa è la cosa, grande maturità Sì, anche sì, del pubblico. Nino, vuoi aggiungere qualcosina? Ci facciamo partire mister Modica perché Salotto non dormo per la gioia. grandioso. Sì. Grande mister, grande Nino Donia e Grazie. forza Messina. Grazie, Sempre, grazie, sempre. grazie. Grazie a voi.